Ciao a tutte, ciao a tutti. Forse sono un po' in ritardo, perdonatemi come al solito, ma stavo litigando con Instagram. Come state? Sì, penso che sia tutto ok. Come state? Tutto bene? Io oggi sono qui a un orario un po' insolito perché stasera, ahimè, devo lavorare per raccontarvi del nuovo seminario che si terrà il 1° ottobre alle 18, si terrà ancora una volta online su piattaforma Zoom e, e parlerà di streghe, streghe in Sardegna, streghe in Italia e streghe in un certo qual senso nel mondo, perché in definitiva poi quando si parla di Sardegna e di Italia si trovano delle connessioni, dei legami molto forti con il resto del mondo. Aspettiamo che arrivi qualcuno e poi partiamo. Ieri stavo cercando di vuotare la memoria del cellulare perché il mio cellulare mi sta dicendo che a questo punto siamo arrivati quasi al limite e ho trovato una vecchia foto, una vecchia foto quasi di un anno fa, nella quale io stavo registrando, scattata nel momento in cui io stavo registrando la prima diretta praticamente per raccontare il lievito madre. Penso che sia datata a marzo, è stato proprio uno dei primissimi seminari che ho fatto ed è stato bello vedermi lì all'inizio, prima che tutto succedesse, prima che iniziasse ad aprire questa fantastica scatola che era ed è i seminari online. È stato molto bello perché poi alla fine ho concretizzato effettivamente che le cose per realizzarle prima di tutto devi sognarle, prima di tutto devi visualizzarle e io ho l'idea di raccontare tutto quello che a me affascina, tutto questo meraviglioso mondo che spesso e volentieri definiamo magico, ma poi ripeto anche il concetto di magia dovrebbe essere un po' ripreso, tutto questo fantastico mondo l'ho sempre voluto raccontare da sempre. E ci sono riuscita. Il progetto Jonas Academy sta andando bene, sono molto contenta di potervelo dire, ricevo quotidianamente delle richieste di informazione, ricevo quotidianamente iscrizioni ai seminari, anche quelli che si terranno molto più in là, qualcuno si vorrebbe già iscrivere a tutti i seminari, ma ovviamente sto evitando di prendere iscrizioni così nel tardissimo tempo, per motivi che poi vi racconterò. Preferisco essere, ciao Simo, benvenuta, preferisco essere un po' più a breve termine, insomma, piuttosto che a lunghissimo termine. Comunque i seminari sono tutti presenti nel sito Janas Academy, potete andare a visitarlo online, Janas Academy con una c.it, l'accademia che ci insegna a diventare o a riscoprire le Janas che siamo state o che dobbiamo diventare, e nella sezione i nostri corsi voi trovate tutti i corsi. Il prossimo che sarà presente e che sarà online sarà quello che parlerà di streghe. Nel seminario precedente del 17 settembre abbiamo parlato di Janas. Io immagino che chi ha seguito ormai abbia piuttosto chiaro il concetto Janas e il concetto di donna sacra che poi si vota a un sacerdozio e alla condivisione del proprio sapere. Chi non lo ha ancora seguito potrà ancora farlo, è ancora online, ancora attivo per credo 10 giorni, quindi mi potrà scrivere per registrarsi. Chi in realtà non ha possibilità di farlo o non ha interesse di farlo, ma vuole semplicemente frequentare il seminario sul mondo delle streghe in Sardegna e in Italia, può chiaramente farlo nella dida di Facebook ho lasciato tutte le informazioni, cosa che farò anche per Instagram fra un attimo, solo che su Instagram non riuscivo a scrivere rapidamente perché con la tastiera sono un po' inabile, sono piuttosto inetta con la tastiera del cellulare, con la tastiera del computer, per questioni squisitamente lavorative sono piuttosto rapida, e in più penso che qualcuno presente l'abbia fatto come corso di approfondimento anche alle superiori. Io sono diplomata in ragioneria, non ci si crederebbe, 60 sessantesimi presi con i numeri, e fra le materie c'era l'antica, non so se esista ancora, dattilografia. Non so se qualcuno l'abbia mai più fatta, stenografia e dattilografia, due materie meravigliose perché la stenografia ti consente di sintetizzare quello che devi scrivere, meraviglia delle meraviglie, e ancora oggi alcuni segni stenografici io li utilizzo nel mio scrivere di tutti i giorni, specie quando ho molta fretta, e avevo una professoressa di una severità incredibile, lì mi ha insegnato il pregio dell'essere severo e dell'essere disciplinata. La professoressa Castaggia non
non me la potrò mai dimenticare. E datilografia invece mi ha insegnato a scrivere con le 10 ditina delle mani, piccole ma buone, senza guardare il monitor, quindi sono velocissima con la tastiera, ma quando si tratta di scrivere col cellulare assolutamente non sono rapida. Per cui la didascalia la trovate su Facebook, ma fra un attimo con molta cautela le inserirò anche su Instagram, così avete tutti i contatti. Vi inserirò il contatto del sito, il contatto per vedere tutti i corsi che sono online o se sono stati online, e vi inserirò anche il link per far parte del cerchio. Il cerchio è un gruppo Facebook all'interno del quale noi condividiamo argomenti, io condivido i miei argomenti, i miei seminari, e le ragazze partecipanti o i ragazzi che partecipano possono condividere le loro iniziative. L'obiettivo è proprio di stare in cerchio, quindi non c'è un vertice, non c'è una persona che siede a capotavola, è una tavola rotonda, tutte parlano, tutte dicono, tutte commentano, è un luogo di grandissima condivisione, o perlomeno sta diventando così, questo è come me lo sono immaginato. Per cui la visualizzazione, ho visualizzato la Janas Academy, ce l'avevo in testa e nel cuore da tanto tempo, e poi è diventata realtà, e ho visualizzato anche l'argomento fate streghe ed effettivamente stanno diventando realtà, nel senso che sto tenendo dei seminari che sono per fortuna molto apprezzati e che stanno andando piuttosto bene, mi stanno rendendo sicuramente felice, quindi non c'è niente di meglio, assolutamente. Il mio consiglio quindi è di visualizzare, prima di realizzare visualizzate. L'arte della visualizzazione è un'arte antichissima, c'è chi ce l'ha per talento, io da bambina visualizzavo, immaginavo, raccontavo con la testa, c'è chi perché ha talento, quindi come programma preinstallato nel cervello non ce l'ha, ma ci si può lavorare in tanti modi, per esempio con una meditazione guidata o anche semplicemente immaginando quello che si desidera ardentemente e disegnandolo proprio nella testa, occhi chiusi e occhi aperti, anche nei momenti più noiosi della nostra esistenza, quando siamo in fila, quando siamo male poste, quando qualcuno deve andare a fare la posta pay e ancora non l'ha fatta come me. Insomma, visualizziamo, vi aiuterà a prepararvi sicuramente meglio agli eventi della vita, ma soprattutto, e questo è un consiglio del tutto spassionato, o comunque sia un feedback del tutto spassionato, vi aiuterà a realizzare cose che diversamente potrebbero diventare piuttosto difficili. Mi piacerebbe molto parlarvi di visualizzazione e dirvi quanto è importante anche a livello scientifico, ci sono stati degli studi interessantissimi che raccontano di quanto importante sia la visualizzazione di un evento che dovrà tenersi per far sì che nel momento in cui l'evento si svolge questo avvenga nel miglior modo possibile. Per ora non abbiamo la possibilità di farlo, magari un giorno ne parleremo, sappiate che è molto utile. Qualcuno la chiama visualizzazione, qualcuno la chiama sognare ad occhi aperti, qualcuno racconta e dice che questo è uno dei modi migliori per costruire la nostra realtà, quindi sognandola prima e realizzandola poi. Abbiamo tutto nelle nostre mani, cerchiamo di realizzarle. Insomma, quindi ho visto questa fotografia, io che cerco di avviare il video per raccontare alle corsiste e alle Janas, alle mie piccole e grandi Janas, come si prepara il lievito a madre, anziché avviare la registrazione scattai una foto e quella foto non l'ho mai cancellata, penso che un giorno la stamperò proprio perché è stato l'inizio, il momento in cui ho capito che stavo facendo una cosa nuova e che avrei ottenuto risultati nuovi. Tutto questo è ovviamente merito della visualizzazione, delle iniziative, delle idee che una persona può avere, degli input che riceve dall'esterno, ma anche e soprattutto dalle persone che mi seguono. Senza di voi non avrei potuto fare assolutamente niente, quindi stiamo facendo comunità, come ho sentito dire da Selene, stiamo facendo anima, siamo tutte insieme a fare qualcosa di molto bello e questo mi piace molto come idea. Parliamo di Janas, scusatemi, parliamo di streghe, perché il primo seminario è stato dedicato alle Janas? Il primo seminario è stato dedicato alle Janas perché in un certo qual senso sono l'esordio e l'inizio, a parte che l'accademia si chiama Janas Academy, ma questo è del tutto incidentale, non doveva essere il motivo fondamentale. Le Janas sono l'inizio, le streghe in definitiva sono l'evoluzione di queste figure di donne, di queste donne concrete che poi in un primo momento vengono mitizzate, quindi vengono raccontate in positivo e poi lentamente vengono demonizzate. Una cosa molto simile succede alle streghe, tant'è che spesso e volentieri le streghe sono dette guaritrici e donne che vivono a contatto con la terra e con la natura e poi lentamente vivranno a contatto non più con la terra ma con il demonio e da questo demonio trarranno forze, trarranno spunti per portare avanti i propri impegni e le proprie mansioni. Quindi all'inizio
all'interno della figura della Giana vediamo già un'evoluzione della figura della donna che ahimè si evolve ancora di più e ancora maggiormente, ma sicuramente in maniera negativa, all'interno della figura della strega. Perché nel 2020 dobbiamo parlare di streghe? Uno se lo potrebbe chiedere, me lo chiedo ogni volta anche io prima di iniziare un seminario, non rispondo esclusivamente alle mie curiosità, uno potrebbe dire, beh, mi interessa come argomento, mi piace tantissimo e quindi lo sviluppo. Tenete in considerazione che la mia tesi di laurea è nata, incentrata e improntata sulle streghe, poi le streghe non sono rimaste, l'unico motivo della mia tesi di laurea che ebbe il titolo di Creature fantastiche in Sardegna, che poi è diventato anche il mio primo libro, ma le streghe mi diedero il via, il là per poi approfondire su tutte le altre figure fantastiche, meravigliose, sacre, potenti, mistiche presenti nel mondo sardo. Per cui la strega è un ottimo contatto, si lega con la figura della Giana in Sardegna, delle fate, delle sacerdotesse, chiamiamole come vogliamo, e si legherà poi in seguito alla figura di una figura anche quotidiana, che è ancora oggi comune, ancora oggi nel mondo sardo, ma penso in tutto il mondo, che è quella della guaritrice. Noi la chiamiamo in molti modi diversi, ne parleremo a lezione, in altre zone è chiamata donna medicina, curandera, insomma ci sono molti modi attraverso i quali queste donne vengono chiamate. Per cui stiamo proprio creando una sorta di percorso che ci porterà poi a capire come si è creata l'idea negativa di strega. Chi frequenterà questo corso, chi si sta chiedendo è un corso che fa per me, sappia che all'interno del seminario non sarà assolutamente e mai presente il concetto, l'accezione negativa di strega, un'accezione che vi ripeto si è creata a tavolino nel 1400. Quindi perché parlei di streghe oggi? Tanto per cominciare perché si parla di donne, le donne si incontrano e parlano del loro passato, e gli uomini arrivano e scoprono il passato che sono stati, del quale passato sono stati anche i loro artefici. Quindi in realtà cerchiamo di fare un discorso introspettivo, cerchiamo di capire cos'è stato il passato e vediamo se il passato lo vogliamo riproporre oppure no, però lo possiamo riproporre oppure no solo conoscendolo. Un altro motivo per il quale io penso che sia importante parlare di streghe, fondamentale, ed è il secondo, è questo: le donne hanno subito una fortissima ingiustizia. A tavolino è stato deciso che alcune di loro dovevano essere definite streghe. E vedremo anche per quali motivi, chiaramente. E la sofferenza che questa decisione ha causato è una cosa indicibile, incredibile. Sono sofferenze del corpo, sono sofferenze della testa e sono sofferenze dell'anima, che probabilmente alcuni di noi che non hanno risolto questo problema ancora oggi si portano dietro. Quindi parliamone, è uno dei modi migliori per cancellare l'eredità dei nostri antenati e delle nostre antenate. Questo è sicuramente molto importante. Un altro motivo per il quale io consiglio di parlare di streghe ancora oggi nel 2020, ma speriamo che se ne parli ancora più in là nel tempo, è che le streghe sono delle creature femminili, in alcuni casi anche maschili, che si legano col territorio, ma soprattutto con l'ambiente e con la natura. Sono creature che traggono il loro potere principale, perlomeno in origine, dalla natura, tant'è che ancora oggi le guaritrici sono erbarie e ancora in quella via di mezzo che vide le streghe proprio avversate in maniera pesante, le streghe erano erbarie, cioè donne che dalla natura traevano il loro potere. Per cui i motivi sono sostanzialmente questi: risolvere un delitto che è stato, o dare risposta, o cercare di risolvere proprio un'ingiustizia che c'è stata, parlare di fenomeni che ci riguardano profondamente, sia in aspetto femminile sia in aspetto maschile, ma soprattutto parlare di natura e ritrovare un certo tipo di contatto con la natura che in questo periodo si sta ritrovando, ma ce n'è bisogno sempre di più. Se vogliamo vivere nella natura dobbiamo proteggerla, dobbiamo parlarne, ma soprattutto dobbiamo starci dentro. E l'obiettivo di questi seminari è anche portare le persone che frequenteranno il seminario poi in un secondo momento all'interno del mondo naturale, della natura. Sto leggendo le domande. Ciao Paola, benvenuta. Isabella, non esistono più, esiste trattamento testi.
Ah, di datilografia. Mi dispiace moltissimo, spero che insegnino sempre le stesse cose, perché in definitiva era una materia che io ritenevo noiosissima ai tempi, ma che mi è stata veramente molto molto utile. Quindi il primo motivo che voglio spiegarvi, che voglio raccontarvi è questo: perché parlare di streghe e soprattutto perché seguire questo seminario. Poi ci sono tutte le piccole e grandi curiosità, c'è il fatto che qualcuna si può sentire più o meno strega, c'è il fatto che qualcuno sia convinto di avere a che fare con qualche strega. Per viverci e conviverci è molto importante conoscerle, sapere come approcciare con queste figure. Insomma, ci possono essere moltissimi motivi che ci spingono a seguire questo seminario. Quelli che mi spingono a tenere questo seminario, io ovviamente vi ho detti. Naturalmente c'è anche il fatto che fin da bambina mi concepivo un po' diversa, un po' particolare, questo forte contatto con la natura, questo fortissimo contatto con le pietre, con gli alberi, questo fortissimo contatto con la parola, con le parole magiche, mi ha suggestionato fin da bambina. Poi condividerò anche un articolo nel quale vi parlo del primo testo di magia che ho consultato, ed era un'enciclopedia che avevamo a casa e che io leggevo come se fosse una Bibbia. Per cui i motivi sono questi: voi trovate il vostro e se vi fa piacere iscrivetevi. Prima di iscrivervi però continuiamo a vedere un pochettino di cosa parleremo. Abbiamo detto che la figura della strega è stata costruita a tavolino, e la cosa è sorprendente, mi ha fatto proprio arrabbiare quando l'ho compresa a tavolino intorno al 1400, tra la fine del 1300 e gli inizi del 400, e sono confluiti all'interno di questa grande figura stregonesca femminile, soprattutto femminile, diverse culture, una cultura molto antica. Le antiche dee che vivevano e lavoravano nel contesto europeo e mediterraneo sono entrate a far parte di questo mito, di questa figura stregonesca. Parleremo per esempio di creature incredibilmente potenti, come per esempio Circe, come per esempio Medea, che fanno parte in realtà, che hanno assorbito e che hanno assimilato tratti di antiche dee che hanno lavorato nel territorio mediterraneo. Parleremo anche di divinità di natura diversa, come per esempio Iside o di Ecate, che in definitiva hanno regalato molto al concetto e all'archetipo di strega così come noi oggi lo conosciamo. Cosa confluisce ancora all'interno dell'idea strega? Confluisce la letteratura classica, la letteratura precedente alla realtà greca, la letteratura greca e la letteratura romana, e da lì noi possiamo attingere tantissime informazioni, spesso e volentieri lavorate e modificate, ma che comunque ci interessano notevolmente per capire come la figura di donna barra strega si sia evoluta nel tempo. E poi parleremo di quelli che sono i caratteri fondamentali della strega e del mondo stregonesco. Il primo in assoluto è questo: la strega subisce metamorfosi. E oggi l'accezione della metamorfosi, forse voi per Kafka, poi voi per altri motivi, non è sempre assolutamente positiva, ha in sé qualcosa di demoniaco. Ebbene, in passato la metamorfosi veniva generata autonomamente, esclusivamente dalle divinità. Quindi noi ci troviamo davanti a creature che riescono, secondo la leggenda, secondo il mito, secondo la credenza popolare, mettetela come volete, a mutarsi in qualcosa di altro, esattamente come potevano fare le Janas. Si mutavano in animali. Cosa ci dice questo? Che hanno contatto con il demonio? Io direi proprio di no. Ci dice invece che hanno contatto con la natura, e vedremo di sviluppare questo concetto, che è un concetto veramente molto importante per ancorarci alla realtà più antica del mondo stregonesco. La metamorfosi è fondamentale, quindi citeremo una serie di testi antichi e meno antichi che parlano di metamorfosi e vedremo un po' di capirci qualcosina di più. Teniamo in considerazione che le divinità, esclusivamente le divinità, sono in grado di mutarsi, di mutare forma autonomamente. Gli uomini invece, che subiscono metamorfosi, sono stati o baciati dalla divinità, quindi un'ascesa, o una discesa, sono stati puniti dalla divinità. Ma di tutto questo parleremo più in là. Le streghe si mutano autonomamente. Si mutano attraverso che cosa? Attraverso l'utilizzo di parole
E di parole non parleremo perché ci sarà un seminario dedicato alla magia della parola, ma si mutano anche e soprattutto attraverso l'utilizzo di un unguento che si crea a base di elementi naturali. Quindi vedremo come nasce l'idea dell'unguento, vedremo che significato aveva l'unguento moltissimo tempo fa e vedremo poi in realtà come nel momento in cui l'unguento viene ereditato dalle streghe, utilizzato dalle streghe, diventa un elemento sicuramente negativo. Quello che mi preme dirvi è che gli elementi, ve l'ho già detto ma lo sottolineo, gli elementi che fanno parte dell'unguento sono tutti elementi naturali, quindi che la strega va in prima persona a raccogliere in natura, nei modi che poi vedremo, probabilmente nel seminario successivo. Le streghe sono tempestarie, anche di questo parleremo, ho contatto con la natura molto forte, le che sono erbarie ve l'ho già detto, ma vi dirò che nel momento in cui vengono concepite erbarie, vengono concepite anche come benefiche, quindi avvelenatrici, ma soprattutto sono nutrici, hanno a che fare col mondo dell'infanzia e vedremo che questo contatto col mondo dell'infanzia, che inizialmente è positivo, diventa poi immediatamente negativo, perché da nutrici, da madrine come erano le nostre Janas, diventeranno assassine. E cercheremo un po' di capire l'evoluzione di tutta sta roba, di tutte queste informazioni, perché da nutrici, da protettrici, da madrine diventano assassine di bambini. Anche di questo parleremo. L'ultimo argomento di cui tratteremo sarà il volo magico. Il volo magico, che è una cosa che mi ha incuriosito tantissimo, una marea di libri che parlano di volo magico, le giustificazioni al volo magico sono tantissime. La giustificazione che io mi do, ve la preannuncio qui e poi ne parleremo a lezione, è sicuramente il fatto non solo che le streghe assumessero alcune tipologie di sostanze, ma soprattutto che le streghe avessero la capacità di visualizzare un mondo altro e di arrivarci attraverso una forma di meditazione, che poi potrà essere definita in tantissimi modi, in ambito moderno, in ambito europeo, in ambito mondiale, perché questo genere di viaggio che la strega vive e fa vivere anche le persone che ha intorno è un viaggio che moltissime culture conoscono ed è un viaggio veramente molto interessante. In tutto questo ovviamente parleremo della strega in Sardegna, vedremo che tutti i punti che vi ho raccontato, quindi metamorfosi, quindi tempestaria, quindi unguento, quindi tutti i punti che vi ho detto precedentemente hanno strettamente anche nutrice, assassina, hanno strettamente a che fare con la figura della strega sarda, e quindi parlandovi della strega sarda scopriremo come in realtà le connessioni con il mondo sono infinite, sono molto dense, e di questo mi farà molto piacere parlarvi. A livello pratico impareremo a fare un olio e un unguento, e quindi ci potremo creare il nostro unguento delle streghe, perché saremo tutti un po' Janas, ma sicuramente anche un po' streghe, in accezione squisitamente naturalistica e positiva. E poi vedremo un pochettino di cercare di capire come ci si possa associare o come si possa provare o tentare di provare l'esperienza del volo magico senza utilizzare nessuna sostanza che inibisca la vostra capacità di intendere e di volere. Questo è chiaro, ma esclusivamente con la mente e quindi esclusivamente con la visualizzazione. Quindi c'è un aspetto squisitamente teorico e un aspetto squisitamente pratico. Tutto questo in 2 ore, cosa che mi auguro fortemente di riuscire a fare. Sarà difficile? Sì, ma ci proveremo insieme. Il seminario si tiene il 1° alle 18 inizia e dovrebbe concludersi alle 20. Uso il condizionale perché magari ci può scappare alle 20:30 o qualcosa di simile, o magari finiamo 5 minutini prima. Insomma, orientativamente questi saranno gli orari. Se intendete iscrivervi potete farlo scrivendomi alla mail info@janasacademy.it. Se volete saperne di più potete contattarmi in privato. Se volete registrarvi senza scrivermi, entrate nel sito, cercate nella sezione i nostri corsi il corso sulla strega sarda e italiana, cliccate su registrarvi e vi arriveranno tutte le informazioni per poterlo fare. Nel sito troverete i costi, troverete gli orari e tutto quello che vi potrebbe interessare, e a brevissimo troverete anche questo video che sto cercando di inserire tutte le volte che faccio una diretta sulle lezioni, cerco di inserirle anche all'interno del sito.
Volevo dirvi anche altre due cose. Stasera Emma Fenu, una carissima amica, una grandissima professionista, tiene un seminario intitolato Seni di Dee, Sante, Spose, Madri e Streghe. Lo tiene online, penso che sia ancora possibile iscrivervi, quindi se avete intenzione di farlo, cercate Emma Fenu e scrivetele una mail. Fra qualche giorno anche un'altra carissima collega terrà un seminario il simbolismo delle mani, ma vi informerò a tempo debito. È tutto contenuto all'interno di un pacchetto che si chiama il simbolismo del corpo. Trovate anche la pagina web, andate a vedere, informatevi e scoprite cose interessanti, perché sui seni c'è tantissimo da dire, proprio tantissimo, ed Emma lo fa con grandissima capacità, mentre Alessandra lo farà con incredibile sagacia quando si parlerà di mani. Io invece il 31 di agosto ho tenuto il seminario sulla matrice e sull'utero, che mi è piaciuto moltissimo tenere, un seminario che mi è piaciuto moltissimo tenere, che ha avuto anche abbastanza fortuna, diciamo. Altra informazione, adesso invierò un contest, il freebie che abbiamo fatto anche la settimana per il precedente seminario, lo attiverò alle 15 del pomeriggio di questa sera e si interromperà in 24 ore, 15, quindi alle 15 del pomeriggio di giovedì. Giovedì notte facciamo le estrazioni, si vincerà la partecipazione, una persona vincerà la partecipazione al seminario, del tutto gratuita. Se qualcuno si fosse già iscritta, come è successo al seminario, e dovesse vincere questo freebie, non ci sono assolutamente problemi, perché vincerà poi il seminario successivo, magari a uno a sua scelta. Vi voglio salutare ricordandovi, anzi dicendovi, che sto seguendo un bellissimo seminario di Alberto Viglioldo, Viglioldo, bellissimo, mi sta piacendo moltissimo, sulle cure energetiche. Sto trovando degli spunti di riflessione molto interessanti, e oggi, prima di entrare in diretta, ho ascoltato un bonus relativo a questo seminario, a questo corso, nel quale lui diceva che spesso e volentieri noi non riusciamo a smettere di avere paura. Una delle problematiche più forti e incredibili presenti nel nostro quotidiano, la paura ci blocca, ci pietrifica, ne abbiamo parlato anche durante alcuni seminari, perché siamo legati alle emozioni, non ai sentimenti, che sono volubili, cioè che vanno in 10 minuti. Il sentimento in realtà va e poi torna, ma ci lascia sempre liberi. Le emozioni in realtà spesso e volentieri non ci abbandonano, e quindi sono quelle la causa spesso e volentieri delle nostre paure. Vi sto sintetizzando il concetto, che è un concetto molto pregno di significato. Insomma, come ci possiamo rilassare, come possiamo cercare di far andare via queste emozioni, inibendo il cervello che le causa, anche attraverso l'alimentazione soprattutto, ma anche e soprattutto attraverso la meditazione. È una meditazione che è bellissima, perché è rapidissima ma utilissima, è quella relativa al respiro. Una meditazione che vi avranno consigliato in tanti, ma le chiavi di lettura possono essere sempre diverse. Io ti do questa, è molto breve, basta un minuto la mattina, un minuto la sera. Io l'ho fatta stamattina e la continuerò a fare, mi ha regalato molto benessere, e quindi ve la consiglio. Effettuate l'inspirazione, trattenete il respiro per pochissimi secondi, in quel momento siete in un meraviglioso mondo atemporale, avete il respiro, avete il potere dell'ossigeno dentro di voi, lo rilasciate espirando, e mentre espirate iniziate a pensare o a pronunciare una sola frase, che può essere un mantra, ma che in un certo qual senso è un mantra, ma che vi può molto aiutare. Io sono il mio respiro. Si inspira, si trattiene, si butta fuori. Io sono il mio respiro, ed è una cosa meravigliosa, perché in quel momento iniziamo a perdere tutte le etichette, tutti i concetti, tutti i problemi, tutte le paure, tutti i dubbi che in una giornata qualsiasi noi possiamo aver accumulato, perché in realtà ci possiamo concretizzare, ci possiamo sintetizzare, ci possiamo ridurre effettivamente al nostro respiro. Quindi provate a farlo, è una cosa che io trovo molto bella, l'ho fatto in yoga
in Hatha Yoga, l'ho fatto in Yoga Kundalini, lo sto facendo anche in questo seminario. Sto trovando questa pratica molto positiva, per cui l'ho voluta condividere con voi. Per il resto, Fredia mi dice che a Buddha le fattucchiere venivano chiamate Majazas. Gianni, Serena mi sento un po' streghetta da sempre, l'ho seguito un po' anch'io, penso il seminario precedente, non so, o Viglioldo forse, non so a cosa ti riferivi Paola. Allora, io vi saluto, ho lasciato in Dida tutte le informazioni, la stessa cosa farò su Instagram, adesso scappo che mi devo finire di preparare la minestra di piselli, ci sto provando, mia madre è un genio in questa minestra, io un po' di meno, vi farò sapere come va. E ci vediamo alle 15, pubblico il freebie, condividete, poi vi darò tutte le istruzioni ma sono uguali a quelle dell'altra volta, condividete, parlatene, iscrivetevi, studiate, leggete e nella diretta dell'anno scorso che avevo tenuto per questo stesso seminario avevo consigliato una serie di libri, non mi ripeto, però i video sono presenti tutti all'interno della pagina i nostri corsi, quindi potete vedere anche i libri che utilizzeremo a lezione. Fate da brave, divertitevi, fate da bravi e ci vediamo presto online.